La Guardia di Finanza tenenza di Porto Empedocle ha sottoposto a sequestro lo scorso 4 novembre una casa di riposo per anziani detenuta abusiva in quanto priva delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie. In particolare i finanzieri della Guardia di Finanza, aiutati dai funzionari dell'ASP di Agrigento, hanno riscontrato gravi inadempienze autorizzative da parte della ditta che gestiva la struttura, con specifico riferimento alla mancata iscrizione all'albo regionale degli enti privati di assistenza, gestiti anche ai fini di lucro. Inoltre la residenza per anziani, che all'atto dell'intervento ospitava 18 persone, è risultata sovraffollata rispetto alla sua capacità alloggiativa, definita in base alle norme che prevedono appositi standard di sicurezza e di qualità del servizio, nonché carente delle specifiche figure professionali, sociali e sanitarie necessarie per l'assistenza degli anziani ospiti, alcuni dei quali non autosufficienti. Pertanto la casa alloggio empedoclina è stata sottoposta al sequestro e 18 ospiti sono stati affidati ai familiari. Il relativo sequestro d'urgenza è stato confermato con provvedimento del GIP di Agrigento, dottor Francesco Provenzano, lo scorso 13 dicembre 2021. Ai titolari, gli agrigentini GML e GG, sono state condotte penalmente rilevanti connesse all'esercizio abusivo dell'attività, inadempienza alle prescrizioni del testo unico delle leggi sanitarie, nonché alle somministrazioni irregolari di farmaci, considerato che nella struttura sono anche state rinvenute alcune decine di confezioni di medicinali scaduti. In atto sono in corso approfondimenti sulla posizione fiscale della ditta e sugli adempimenti in tema di lavoro dei dipendenti e della struttura. La posizione degli indagati empedoclini sarà valutata dalla competente Procura della Repubblica di Agrigento nel proseguo delle indagini preliminari.